Mi credete? Io non ho il coraggio di disinfettare tutta quella roba. Ce n'è troppa. Non ho il coraggio, davvero. 14:12, ho quasi appena finito, no, sarà un quarto d'ora, 20 minuti che sono ferma, perché ora che ho disinfettato tutta la spesa, poi l'ho portata dentro a rate, ora che ho sistemato il tutto, ho messo in ordine il frigo, tutto per data di scadenza, ho passato l'aspirapolvere anche, e poi è arrivato Franz a mangiare. Insomma, ho finito alle 2 quasi. Sì, 2. Quasi. Panna. Oh, che bella. Mamma mia. Ho passato l'aspirapolvere anche qua fuori perché c'è tanto polline e era tutto pieno di polline. Devo anche pulire l'aspirapolvere. Lei adora il sole. Pepe invece è sul divano. Il Pippo deve essere di là, solito posto. Comunque, sono contenta di aver fatto tanta spesa. Tanta, e beh, oddio, alla fine ho speso parecchi soldi, No, beh, di spesa avrò fatto 100, sui 130 euro circa di spesa. D'altronde ho sempre mandato Franz per la spesa e lui non si rende neanche conto di che cosa serva e io neanche, perché se non vedo i prodotti non mi ricordo cosa serve. E quindi sì, un conto è se faccio io la spesa come oggi e allora compro tanta roba e riesco a comprare tanta roba che poi viene utilizzata. Invece mandando Franz è tutta un'altra cosa. Non posso vedere i prodotti e tante cose me le dimentico e buona. Giovedì 23. Ieri pomeriggio sono stata con i gatti della colonia felina, sono stata in giardino e wow, mi serviva un pomeriggio del genere, solo che poi ieri sera la febbre è salita. Oggi mi sono svegliata con un mal di testa di nuovo, di quelli molto forti, avevo la faccia sconvolta. Adesso sto meglio perché ho detto prendo la tachipirina. Non posso prendere l'occhio, però la tachipirina io la prendo, tanto il prelievo l'ho fatto. E boh, quindi mi si è alleviato parecchio il mal di testa. Non è sparito, ma insomma, sto molto meglio. Ho la faccia molto più ben messa adesso, perché prima ero in condizioni... Mamma mia. Ciao. Ciao, bel micio. Cosa fai? Pru pru, pru. Dove vai? Pippo? Vieni. Ciao, Pepe. Pippo, vieni. Vieni, che sto un po' meglio adesso. Ciao. E sto un po' meglio. Forse vi chiederete perché quelle scarpe sono lì. Perché mi allenavo, se vi ricordate. Un po' di tempo fa io avevo iniziato ad allenarmi. E le avevo anche lavate e poi sono ancora là. Sono stracomode queste anche per camminare. Le avevo prese su Wish. E se le trovate sono veramente comode per fare camminate lunghe su asfalto però, non su sterrato perché le suole non sono di qualità, però su asfalto queste qui sono stracomode. E le trovate su Wish ma anche su Vova. Ho messo delle cose nel carrello su Vova
e ho preso anche delle cose da Wish, per cui spero di potervi fare i video, insomma, quando sarà ora. Ciao! Oh, cosa? Sì, amore. Dimmi. Pipo. Ciao. Si era appoggiato. Pipo. Lui è diventato veramente tanto ruffiano, questo gatto. Mi chiama sempre, mi parla. Una volta non parlava, non sapeva neanche miagolare. Su, panna, su. Ecco, è arrivata anche la principessa. Ciao. Ti è venuta qua a prendere un po' di sole. Ti pipito. È bello. Sta arrivando anche Pepe. Ciao. Bubù. Non piantare il naso nella schiena di Panna. Sai che non voglio. Pepe. Pepe. Sai che non voglio. Sì, guardati, guardati. Ciao. Venerdì 24, sto preparando, devo lavare tutti i piatti, sono già quasi le 11 di mattina, ho passato una notte d'inferno, io vi dico solo questo. Beh, insomma, la mia nottata non ve la racconto, in ogni caso in questo momento mi sono preparata il tè caldo e adesso lo zucchero un attimo, proprio perché mi piace un po' zuccherato, perché sto ancora male, non sto bene. Anche se la cera sembra molto meglio, ma vi assicuro che vedendomi dal vivo, no, non sto bene. Comunque, sto tentando di chiamare per fare il secondo tampone, ma non risponde mai nessuno o è occupato, quindi devo aver pazienza, devo chiamare tutto il giorno. E sto preparando un po' di macedonia, perché avevo comprato le fragole e anche la panna senza lattosio da montare, quindi insomma mi sono messa a fare sto lavoro. Poi dopo fatto questo credo laverò i piatti perché c'ho un gran caos e poi basta, poi cambio lenzuola oggi. Poi ieri mi è arrivato il pacco Caffitali, che è quello della macchinetta del caffè. Guardate che c'è il mio indirizzo. Allora, ecco. E praticamente devo ancora scartare tutto il caffè. Ho preso anche il tè Twinings, che non avevo mai provato, questo qui classico, però appunto intensità è un po' troppa secondo me, perché ho già un tè di là, però è troppo intenso. Boh, vedremo. A me piace tanto questo qua, decaffeinato, e è molto buono anche questo, il morbido. Comunque, sì, li ho presi più o meno tutti uguali alla fine. Mi è arrivato il portacapsule, che comunque io vorrei farvi vedere in un video a parte tutti gli acquisti, perché ho fatto diversi acquisti in questi giorni e visto che era arrivata la paga, insomma, mi sono data un po' alla pazza gioia. Il portacapsule, eccolo qua, è molto molto solido, bellissimo, tra l'altro qua di legno, bello, mi piace tantissimo questa cosa. Lo faccio vedere dall'altra. È marchiato Caffitali chiaramente, dovrebbero starci 21 capsule, adesso non mi ricordo, vabbè, e c'è il cassettino che si apre chiaramente e questo va posizionato sotto la macchinetta, quindi wow, questo qua l'avevo addocchiato da tanto e questa volta mi sono decisa a comprarlo, è costato 24,90 € forse, mi ricordo. Comunque, se no c'era anche quello a colonna, per dire, però era
troppo ingombrante, non mi ci stava neanche lì, e quindi ho deciso di prendere questo qua, che comunque sta sotto la macchinetta e una volta che è lì e basta. Ho appena disfatto il letto. Sapete cosa faccio? Lavo anche i centrini. Tanto qua non entrano più i gatti. Entra Pepe ogni tanto, ma non faccio più entrare nessuno. Perché guardate che cosa succede se io faccio entrare i gatti. Pepe, cosa stai facendo? Lui accartoccia tutto il tappeto e fa casino. Quindi adesso noi, Pepe, facciamo questa lavatrice di lenzuola e Federe. Allora, vi aggiorno un secondo. Sono riuscita a prendere la linea col Dipartimento di Igiene. Ho richiamato il mio medico e la prossima settimana farò di nuovo il tampone, il secondo. Comunque, dai, facciamo questa lavatrice. Vieni, panna, vieni. Vieni, andiamo. Ah, di corsa. Vieni qua al sole. Vieni un po' qua al sole. Vieni a prendere il sole, dai. Brava. Vieni un po' di sole, mani. Brava. Ma no, Pepe, le fai male così. Dobbiamo pettinarci qua, mamma mia. Stanno iniziando a perdere tanto pelo. Ah, non vi ho fatto vedere oggi una bella giornata. Ho il fiatone. Ma vi pare normale? Mamma mia, una bella giornata. E non ho fatto niente. E Pippo, solito posto, ciao. Buongiorno. Sì, mammina, fammi i grattugi. Buongiorno. Ecco fatto, gli ho messo le capsule. Adesso devo spostare tutto e mettere... Adesso sposto la macchinetta in qualche modo. Vediamo se riesco a fare danni. Potrei potenzialmente fare dei danni. Test di nuovo. Sapete perché fa rumore? Perché c'è il legno grezzo sotto. C'è questo legno qua. Invece qui non fa rumore. Vabbè, dai. Insomma, adesso ho tutto lì sistemato e là non c'è più niente. Anzi, ci va la carta. Ecco, perché non saprei dove metterla. Una volta tenevo sopra il microonde e tutto. Però adesso no. E lì continua a lampeggiare perché devo decalcificare. Infatti ho preso anche il suo decalcificante. Questo è quello di questa macchinetta. So che tanti fanno il decalcificante fatto in casa, però è altamente sconsigliato perché si rovinano i pezzi interni, per cui io continuo ad acquistarlo, tanto costa 4 euro, cioè non costa 20 euro per dire, quindi si può benissimo comprare. Adesso sistemo le altre capsule, non so dove, ma le sistemo e basta. E basta, vero Pepe? Stavo portando la legna anche, ho riempito un po' il cesto. E adesso devo riempire ancora un po'. Dunque è sera ed è sempre il 24, quindi domenica, venerdì, e niente, io ho editato video fino ad adesso e sono qui per ringraziare i nuovi iscritti e soprattutto per ringraziarvi per essere stati presenti anche in questo video. Niente, Pippo ha appena vomitato. E dove? Nel posto più scomodo da pulire, ovvero sotto l'angolo della panca. Quindi vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo, seguitemi su Instagram, ci vediamo
in un prossimo video. Mi raccomando, non mancate e buona continuazione a tutti. Ciao!